Passaggio di consegne tra Pesaro, capitale della cultura 2024, e Agrigento per l'anno 2025. Piove al Teatro Pirandello durante l'esibizione della banda del Toscanini di Ribera, le rassicurazioni della Fondazione, i lavori in fase di ultimazione. Interviene anche il governatore Schifani. Open Day al Liceo Classico Musicale Empedocle, il Lions Club Agrigento Valle dei Templi in un convegno sull'intelligenza artificiale. Dopo 2 anni di attesa apre il supermercato Lidl a Porto Empedocle il prossimo 6 febbraio, trovato un accordo con l'ANAS. Successo per il concerto di Fabio Concato al Pala Bellavia. Finalmente una vittoria per l'Akragas contro il Pompei per 2-0, risultato positivo anche per il Castrum Favara con la Cirreale dopo 2 mesi di astinenza. Buongiorno con un nuovo appuntamento del nostro TVA Notizie. Passaggio di consegna a Pesaro tra Capitale della Cultura 2024 e Agrigento per l'anno 2025 il servizio. Si è svolto l'evento conclusivo con la cerimonia del passaggio di consegne da Pesaro, Capitale Italiana della Cultura 2024, ad Agrigento, Capitale Italiana della Cultura 2025. La cerimonia si è svolta nell'Auditorium Scavolini, tra i tanti interventi quelli del sindaco Andrea Biancani, del vice sindaco assessore alla cultura e al turismo Daniele Vimini, del prefetto Emanuela Saveria Greco, del presidente della regione Marche Francesco Acquaroli, del sottosegretario di Stato per la cultura l'onorevole Gianmarco Manzi e Matteo Ricci, europarlamentare nonché vicepresidente della Commissione Trasporti e Turismo ed ex sindaco di Pesaro. Tra i tanti momenti artistici che hanno arricchito l'evento, anche quello del noto attore marchigiano Neri Marco Re, che ha piacevolmente intrattenuto il pubblico. Molti sindaci in platea, tra cui Rodolfo Zirberna, primo cittadino di Gorizia, Nova Gorica, capitale europea della cultura 2025, seduto a fianco del sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, che tra l'altro emozionato ed entusiasmo ha affermato: Pesaro è una città meravigliosa e accogliente come Agrigento, che affonda da sempre le sue radici nella cultura dell'accoglienza. Oggi siamo qui all'Auditorium Scavolini a Pesaro. Pesaro ha concluso il suo anno, il 2024, come capitale italiana della cultura e mi ha dato oggi un testimone importante per Agrigento Capitale della Cultura del 2025. Cercheremo di emulare, di imitare quello che hanno fatto a Pesaro, sono stati bravissimi. Il testimone è passato ora ad Agrigento, quindi da oggi Agrigento ufficialmente è Capitale Italiana della Cultura del 2025. Il 18 di gennaio noi ospiteremo il presidente Sergio Mattarella per l'inaugurazione ufficiale di questa meravigliosa avventura e che dire, viva Pesaro e viva Agrigento! Piove al Teatro Pirandello di Agrigento durante l'esibizione dell'orchestra jazz del Toscanini di Ribera. Arrivano le rassicurazioni dei vertici della Fondazione, i lavori sono in fase di ultimazione, preoccupazioni espresse anche dal governatore Schifani, il servizio. Durante l'esibizione della jazz orchestra del Conservatorio Toscanini di Ribera, mentre suonava al piano Enrico Peruzzi, è successo che è cominciato a piovere all'interno del teatro. La scena è stata ripresa anche da alcuni spettatori che increduli hanno assistito al fatto. Su tale episodio è prontamente intervenuto lo staff della Fondazione Luigi Pirandello, che attraverso un suo comunicato stampa ha scritto: la Fondazione Teatro Pirandello desidera rassicurare il pubblico e la cittadinanza in merito alle infiltrazioni d'acqua registrate durante lo spettacolo del pianista Enrico Pieranuzzi della Toscanini Jazz Orchestra. Siamo pienamente consapevoli della problematica, come già comunicato. Era stato avviato un intervento di impermeabilizzazione della copertura dello stabile con una squadra specializzata in edilizia acrobatica attiva da 1 settimana. Le infiltrazioni, benché sgradevoli, non compromettono la sicurezza della struttura, come confermato da verifiche tecniche recenti. L'impegno degli uffici comunali della Fondazione è massimo per garantire che il teatro sia pronto a ospitare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per celebrare degnamente l'anno di Agrigento, capitale italiana della cultura 2025. La Fondazione Pirandello rinnova pertanto il proprio impegno per migliorare costantemente la struttura e garantire agli spettatori un'esperienza culturale di alta qualità, confidando nella comprensione del pubblico e ringraziando il supporto che in questo momento di transizione
Sulla vicenda è prontamente intervenuto anche il presidente della regione Renato Schifani, affermando come non possiamo permettere che una situazione così grave, con infiltrazioni d'acqua che rischiano di compromettere la cerimonia inaugurale della capitale italiana della cultura 2025, rimanga irrisolta. Mi è stato garantito, continua Schifani, che il problema sarà risolto in tempo utile, ma ho ribadito l'assoluta necessità che si trovi una soluzione definitiva. In caso contrario la Regione invierà un'apposita squadra di tecnici qualificati per intervenire tempestivamente e garantire la piena funzionalità del teatro. Agrigento, conclude Schifani, merita che il suo ruolo di capitale italiana della cultura sia celebrato senza intoppi, soprattutto per rispetto nei confronti del Capo dello Stato. La forza dei sogni per orientare il tuo futuro è stato questo il tema dell'Open Day organizzato dal Liceo Classico Musicale Empedocle di Agrigento. Open Day oggi al Liceo Classico Empedocle, lo slogan La forza dei sogni per orientare il tuo futuro. Sì, infatti, la forza dei sogni per orientare il tuo futuro, perché crediamo nella forza dei sogni come energia che può dare quella spinta, quella motivazione, quel di più ai nostri studenti. In una realtà dove sembra guardarsi soltanto al denaro, alla monetizzazione di ogni cosa, compresi i sentimenti, noi crediamo ancora nella forza dei sogni che possano spingere ogni nostro studente e ogni nostra studentessa a volersi realizzare, intanto come persona e poi come professionista nel mondo del lavoro. Quindi cerchiamo di accompagnarli in questo progetto formativo facendo in modo che attraverso le discipline oggetto di studio, attraverso il curriculum sia classico che musicale, possano in qualche modo coltivare un proprio progetto di vita che li possa portare ad essere felici, a realizzarsi nelle loro prospettive, nei loro talenti, in quello che desiderano e che appunto sognano. Per questo quest'anno abbiamo voluto aprire la scuola integralmente dal primo al terzo piano ai laboratori dove i nostri studenti guidati dai loro docenti sperimentano i propri talenti in maniera molteplice e differente. Infatti, come ben sappiamo, il sapere è unico, però le sue sfaccettature sono diverse, così come i talenti che compongono e fanno in modo che questo sapere possa essere anche, come dire, comunicato. E i ragazzi stanno cercando di comunicare questo attraverso la storia dell'arte, attraverso il biomedico, attraverso le STEM, attraverso l'inglese. In particolare per l'inglese abbiamo un intero piano dedicato appunto alle politiche linguistiche della nostra scuola e a quella che è l'internazionalizzazione del curriculum attraverso il liceo internazionale Cambridge, ma anche attraverso il progetto Muner New York o il progetto Mobilità Internazionale. Quindi diciamo che i settori sono diversi, ampio spazio dedicato anche al debate o al giornalismo, ma anche, come dire, a quelle che sono le nuove tecnologie attraverso l'aula immersiva, con l'utilizzo dei visori e l'aula STEM, perché anche la scienza ha la sua bella fetta all'interno del nostro curriculum, e tutte quelle che sono le nuove materie appunto che vanno sotto l'acronimo di STEM, cioè scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. Abbiamo proprio le aule dedicate alla stampante 3D e anche alla robotica, quindi c'è veramente tanto, c'è l'antico ma c'è anche il moderno, in quello che per noi è un ambiente sereno, protetto ma anche molto serio, perché la qualità dello studio non si deve mai abbassare, così come la qualità dell'insegnamento. E poi il cuore della scuola riteniamo che siano le relazioni. Oggi i ragazzi sono qua in un afflato ammirevole, perché partecipano anche loro in prima persona a quello che è il nostro progetto educativo e formativo e ci danno appunto forza con la loro vivacità, con la loro effervescenza e anche con la loro curiosità intellettuale, con la loro gentilezza. Quindi siamo pronti ad accogliere tutti i nuovi studenti che vorranno far parte del nostro liceo classico e musicale Empedocle. Insomma, un'offerta formativa ampia, selezionata, che permetterà ai ragazzi e anche alle famiglie di poter effettuare una scelta con la massima ampiezza. Sì, infatti io poco fa nell'apertura di questa giornata ho detto proprio questo: i ragazzi innanzitutto prima di essere studenti sono figli, quindi è chiaro che dietro di loro ci sono le famiglie. Con queste famiglie noi vogliamo dialogare e siamo grati a loro perché possono collaborare al progetto formativo della nostra scuola, perché i ragazzi trascorrono 5-6 ore a scuola ma poi ritornano a casa, e quindi se a casa non vengono continuate quelle, diciamo,
impostazioni, quelle indicazioni che la scuola fornisce, ecco che il lavoro viene vanificato. Invece in questo progetto formativo noi vediamo anche grande collaborazione, grande afflato anche da parte delle famiglie che oggi erano qua e sono qua in gran numero per accompagnare i loro figli. Quindi siamo orgogliosi di Poi questo. c'è l'assistenza che voi fornite per le iscrizioni che inizieranno quando? Le iscrizioni inizieranno il 21 gennaio e termineranno il 10 febbraio. La segreteria è aperta per sia diciamo, supportare coloro che non avessero magari la possibilità di svolgerle in maniera autonoma, però in generale possiamo dare tutte le informazioni che servono anche sui quadri orari, sulle curvature modulari, su quello che è l'ampliamento dell'offerta formativa. Quindi dico sempre che relazionarsi con le persone è la cosa principale, almeno vogliamo che sia così, perché altrimenti è possibile attraverso il sistema informatizzato tranquillamente da casa inoltrare le domandine di iscrizione. Quindi diciamo che è possibile raggiungere tutti per quello che ognuno ritiene opportuno fare, però invitiamo sempre i genitori a venire perché la presenza è sempre comunque più significativa all'interno di una scelta importante come quella appunto della scuola superiore. Ci saranno altri appuntamenti come Open Day? Sì, sicuramente i primi di febbraio ci sarà un altro appuntamento, non mancheremo poi di comunicarlo, ma più che altro sarà un incontro formativo e informativo, proprio perché vogliamo anche dialogare con le famiglie, non solo offrirgli un esempio di quello che i nostri ragazzi possono e sanno fare, ma soprattutto dialogare. Quindi pensiamo anche verso i primi di febbraio di poter organizzare un incontro del genere. Perfetto. Un incontro sull'intelligenza artificiale tra opportunità e rischi si è svolto al Circolo Empedocleo di Agrigento, organizzato dal Lions Club Agrigento Valle dei Templi. Ha aperto i lavori il presidente Gaetano Salemi, gli interventi di Francesco Pira, sociologo, dell'avvocato Antonio Gaziano e del dottor Antonio Garufo. Le interviste. Intensa l'attività del Lions Club, oggi qui al Circolo Empedocleo si inizia l'anno con un interessante convegno sull'intelligenza artificiale. Certamente iniziamo l'anno, questo nuovo 2025, lionistico, affrontando un tema che poi è un tema nazionale di Lions International, che è quello dell'intelligenza artificiale, tra opportunità appunto e rischi. È una materia assolutamente rilevante ed attuale. La affronteremo grazie ai relatori, il professore Francesco Pira, il dottor Antonio Garufo e l'avvocato Antonino Gaziano, che hanno accettato il nostro invito. Lo affronteremo su 3 tematiche estremamente importanti su cui l'intelligenza artificiale riteniamo abbia e possa in futuro avere anche un impatto maggiore, quale è quello sociale, appunto, che verrà affrontato dal professore Pira, ma anche quello medico e quello giuridico che verrà affrontato dal dottore Garufo e dall'avvocato Gaziano. Sono 3 ambienti in cui l'intelligenza artificiale sta già avanzando e avanzerà in futuro. Cercheremo di capire questa sera appunto quali sono i rischi, ma soprattutto quali sono le opportunità di questa straordinaria nuova attività. Professore Pira, parliamo di questa iniziativa del Lions Club sull'intelligenza artificiale. Da un punto di vista sociologico, lei ovviamente tratterà l'insieme. Sì, oggi l'intelligenza artificiale è qualcosa che stravolgerà completamente le nostre vite. È la più grande rivoluzione dopo la rivoluzione industriale e impatterà su 500 milioni di posti di lavoro, impatterà sull'educazione, impatterà sulla formazione, impatterà su tutto quello che riguarda la nostra vita quotidiana. Quindi parlarne oggi è importantissimo e il Lions ha voluto, questo lo dico nella mia veste di presidente di zona del Lions Club, ha voluto dedicare addirittura un servizio nazionale all'intelligenza artificiale proprio per questa grandissima trasformazione che ci sarà nel nostro pianeta con l'avvento dell'intelligenza artificiale. Bisogna capire come l'uomo la userà, perché l'intelligenza artificiale in questo momento è allenata dall'uomo. L'uomo la sta usando per uccidere in Ucraina o sulla striscia di Gaza, la sta usando per salvare vite umane in medicina. Quindi bisogna capire come ci organizzeremo in futuro e soprattutto bisogna capire la seconda fase dell'intelligenza artificiale, quando scatterà, cioè quando le macchine tra di loro si parleranno senza nessun apporto dell'uomo. Dottore Garufo ci parlerà di intelligenza artificiale e che punto di vista da un punto di vista critico. Noi la medicina nucleare sappiamo, è ben noto che
ha ricevuto un grosso impatto, ha dato un grosso impatto e ha ricevuto un grosso impatto. Noi dobbiamo dire che oggi la medicina è cambiata radicalmente ed è a un punto di svolta epocale. L'intelligenza artificiale, per la sua capacità che ha di apprendere dai sistemi, elaborare dati e proporre soluzioni, è estremamente utile perché di problemi clinici in medicina ce ne sono tantissimi. Oggi un segmento di grande interesse è dato dai big imaging data, cioè dalla grande quantità di dati che ci derivano dalle immagini diagnostiche. Immaginiamo la TAC, immaginiamo la risonanza magnetica, immaginiamo PET, quindi l'imaging strutturale e l'imaging funzionale. Abbiamo la possibilità con tecniche di intelligenza artificiale di ricavare dall'immagine informazioni che fino a pochi anni fa non era possibile avere. Quando noi guardiamo un'immagine, TAC, di risonanza, PET, riusciamo a ricavare grosso modo il 10% dell'informazione diagnostica. La possibilità di applicare sistemi di intelligenza artificiale che applicano tecniche di radiomica, cioè di analisi matematica e computerizzata sulle immagini, ci permette di ricavare delle features, cioè delle caratteristiche che migliorano notevolmente la capacità di diagnosi delle nostre apparecchiature. Avvocato Garziano, si parla oggi in questo convegno del Lions Club Agrigento Valle Tempio di intelligenza artificiale. Quali pro e contro brevemente? Ma io per la verità preferisco l'intelligenza naturale, cioè quella dell'uomo che appartiene all'uomo in ogni sua fattispecie. L'intelligenza artificiale, IA come si abbrevia, è possibile utilizzarla per quanto riguarda la strumentalizzazione e l'aiuto nei confronti della giustizia e al servizio dell'uomo. Non penso che possa l'intelligenza artificiale sostituire l'intelligenza che appartiene alla persona umana, per tantissime ragioni. Intanto per una ragione di cuore, di passione, di capacità e quant'altro. Il tecnicismo e la tecnologia sono utili semplicemente ai fini di semplificare le procedure, non di sostituire l'uomo nella interpretazione e nel processo penale, perché non è possibile, secondo me, al di là di ogni cosa, soprattutto per quello che l'intelligenza, il cuore e la passione dell'uomo mettono. Trovato con materiale pedopornografico un imprenditore catanese arrestato dalla Polizia di Stato. I colleghi di Catania. A seguito di una perquisizione delegata dalla Procura distrettuale della Repubblica di Catania, il Centro Operativo della Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale ha tratto in arresto in flagranza un uomo di 43 anni, residente a Catania, un imprenditore trovato in possesso di un ingente materiale pedopornografico. L'indagine trae origine da attività investigative, in particolare da monitoraggi della rete finalizzati al contrasto della pornografia minorile. Centinaia sono state le immagini e i video di pornografia minorile con vittime in età infantile rinvenuti nel corso della perquisizione informatica. Il materiale informatico sequestrato è oggetto di ulteriore approfondita analisi investigativa, mentre il GIP del Tribunale di Catania, ferma restando la presunzione di innocenza, ha convalidato l'arresto, disponendo gli arresti domiciliari. Il maggiore dei carabinieri in pensione, Vincenzo Lattuca, è il nuovo comandante della Polizia Municipale di Agrigento. L'incarico è stato assegnato a titolo gratuito per un anno, comunque non oltre la durata del mandato dell'attuale amministrazione Miccichè. Al bando hanno partecipato anche Antonio Tutino, Sabrina Turana e Domenico Costanzino. Non si è trattato di un concorso con la formazione di una graduatoria e la relativa procedura, ma di un bando esplorativo per la valutazione dei curricula. E dopo 2 anni di attesa riapre il supermercato Lidl di Porto Empedocle, situato in via Vincenzella, strada statale 115, accanto all'Hotel De Prini. Aprirà le sue porte il prossimo giovedì 6 febbraio 2025. Il servizio.
Dopo una lunga attesa riapre finalmente il nuovo supermercato Lidl a Porto Empedocle, situato in via Vincenzella lungo la strada statale 115 accanto all'Hotel dei Pini. Finalmente aprirà giovedì 6 febbraio 2025, la struttura, completata da diversi anni, ha subito ritardi significativi a causa delle complesse questioni legate alla viabilità e alla sicurezza della strada. La posizione del supermercato Lidl in prossimità della trafficata strada statale 115 ha sollevato tante preoccupazioni riguardo all'accesso e all'uscita dei veicoli dell'area commerciale. L'ANAS aveva espresso riserve sull'apertura della struttura, evidenziando che l'ingresso e l'uscita non erano conformi alle normative del codice della strada. Tra le tante criticità segnalate vi era una segnaletica inadeguata e le linee continue avrebbero reso pericolose le manovre dei veicoli. Dopo varie trattative lunghe è stata individuata una soluzione che prevede l'utilizzo di una strada laterale con accesso dedicato originariamente e destinata all'approvvigionamento dei magazzini. La modifica ha permesso di superare le obiezioni iniziali, consentendo finalmente l'apertura del supermercato. Nonostante la risoluzione delle tante problematiche burocratiche riguardo al traffico nella zona, soggetta a congestione specialmente durante i periodi estivi, la presenza di numerosi accessi, tra cui quelli per l'Hotel dei Pini e gli incroci verso Villa Seta, potrebbe ancora aggravare la situazione. L'apertura del Lidl a Porto Empedocle rappresenta comunque un'importante aggiunta all'offerta commerciale della zona, portando nuovi posti di lavoro, ampliando le opzioni per i tanti consumatori del posto. Tuttavia, sarà essenziale continuare a prestare attenzione alle questioni legate all'evabilità per assicurare che l'incremento dell'afflusso dei clienti non possa compromettere la sicurezza stradale e la qualità della vita dei residenti. Fratel Biagio Conte, a 2 anni dalla sua scomparsa, continua ad aggregare nel segno della solidarietà. Ieri la messa in suo ricordo all'interno della missione Speranza e Carità a Palermo. Ce ne parlano i colleghi di Palermo. Sono passati 2 anni dalla morte di Biagio Conte, il missionario amatissimo dai palermitani, e ieri pomeriggio è stata celebrata una messa in suo ricordo all'interno della missione Speranza e Carità. Tantissimi coloro che hanno voluto rendere omaggio a Fratel Biagio nella chiesa che lui ha voluto fosse edificata all'interno della struttura di accoglienza in via De Collati. Un uomo straordinario che nel corso degli anni, attraverso la perseveranza, è riuscito a dare dignità e alloggio a migliaia di uomini e donne in cerca di una nuova speranza. Un uomo straordinario che a 2 anni alla sua dipartita è ancora capace di aggregare nel segno della solidarietà in un luogo testimonianza di profumo di santità. 2 anni e ancora oggi e forse ancora di più risuona la sua voce. Questa città e la nostra Chiesa, come anche la missione stessa, ha bisogno ancora di sentire la voce di Biagio, e stasera siamo qui per ascoltarlo ancora perché ha molto da dirci. E lui ci ricorda essenzialmente il cuore del Vangelo, che è adesione a quel Cristo che ha detto che i poveri ereditano il regno dei cieli, ma soprattutto è testimone di una città che non si può costruire nel bene e nella giustizia se non riparte dagli ultimi, e ecco perché è ancora così attuale la sua testimonianza e la sua parola. 2 anni sono 2 anni che non è facile poter raccontare in poco tempo e in una battuta, ma chiaramente qualcosa sicuramente matura e migliora rispetto a 2 anni fa, anche se non mancano tante tensioni e tanti anche momenti difficili e critici. Chiaramente fratello Biagio ci aiuta dall'alto a portare avanti anche questo impegno che non è indifferente. Lui ci ha lasciato, non è morto, il segnale siamo noi, cioè, tutta la comunità, tutta questa gente che lui ha collegato, perché c'è un legame molto bene. Quindi prima si diceva come si farà a portare avanti la missione, ma poi grazie a Padre Pino, a tutti quei volontari della missione, tutti quelli che sono qui, si sta portando avanti questo grande progetto, che è un progetto per aiutare gli ultimi. Era il sogno di Biagio, e grazie a Padre Pino e a tutti gli altri si va avanti e il sogno si è realizzato.
L'onorevole Giuseppe Antoci, europarlamentare al Polo Mattarella di Castellammare, interviene per i valori europei contro la criminalità. I colleghi di Trapani. Uno degli incontri di un percorso che quest'anno abbiamo presentato di educazione civica sul tema della legalità. 100 passi verso il 21 marzo, un titolo fondamentale perché richiama due momenti del contrasto alla criminalità, la figura di Peppino Impastato e quindi i 100 passi, e poi il 21 marzo che è una data simbolo. Quest'anno verrà celebrata con una manifestazione a Trapani cui noi parteciperemo. Parlare ai cuori più che alle teste. Ai ragazzi è sbagliato dire che sono il futuro del nostro paese. I ragazzi sono il presente del nostro paese. Abbiamo bisogno che prendano nelle mani questo presente, che diventino protagonisti attraverso la scelta da quale parte stare, la scelta di comprendere che loro sono la tessera fondamentale di quel mosaico, che manca quella tessera per chiudere il valore di legalità, di giustizia e così di futuro. La sensibilizzazione ai valori europei, valori concreti, l'attenzione che i ragazzi devono avere non è per temi che sono lontani da loro. Abbiamo cercato di riportare i valori europei e degli obiettivi europei a un tema concreto, che è quella della ingerenza della criminalità organizzata rispetto ai valori sociali. Momenti di vita corretta, di legalità, bellezza, armonia, tutto quello che dovrebbe essere in una società normale. Cerchiamo di lavorare affinché veramente questi ragazzi possano vivere in una società normale, una società che dà servizi, che dà qualità della vita, e la qualità della vita assolutamente non può prevedere delinquenza, non può prevedere crimine, non può prevedere malaffare. È questo quello che cerchiamo di fare. Importante per noi ospitare il dottore Antoci, un percorso di vita davvero incredibile, e ha dimostrato in tutta la sua integrità quando è stato presidente del parco, mettendo in seria difficoltà la mafia dei Nebrodi, applicando dei protocolli, pretendendo quella Sicilia dalle carte in regola che tanto ci ricorda il nostro presidente Piersanti Mattarella. Iniziare con Antoci è una grande responsabilità, figura simbolo di coraggio, di perseveranza, di dedizione. Pensiamo che il suo esempio possa fornire un motivo di stimolo per i nostri ragazzi, di riflessione e la messa in pratica di quello che noi ogni giorno cerchiamo di insegnargli. Loro sono certamente una chiave importante di questo percorso, devono comprenderlo, devono agire andando dietro a questa scuola, a questi docenti che tanto fanno, soprattutto sui temi della legalità. Quando nel nostro paese sui temi della legalità ci sono stati momenti di disorientamento, di disaffezione direi. La scuola ha sempre tenuto la barra dritta, ha portato avanti i progetti di legalità. Io in questi anni ho girato tanto per scuole e università in tutta Italia e questi ragazzi su questi temi ci sono. Siamo noi adulti che dobbiamo lanciare dei messaggi anche rasserenanti, soprattutto su quello che noi vogliamo fare da grandi. Vogliamo che i ragazzi comprendano che i valori europei non sono distanti, perché la concretezza è data proprio dalla presenza del racconto di questa realtà. Il dottor Antoci oggi per loro, collegandolo ai valori europei e al ruolo del Parlamento europeo. Evitare gli errori che abbiamo commesso noi, di chiudere gli occhi, anche questa è una cosa fondamentale. La consapevolezza è il primo passo, l'informazione, la consapevolezza, la cultura della bellezza, come ha detto lei, sono tutti passi che portano verso una società normale. Sicilia vista da Antoci, vista da Bruxelles. È una Sicilia che ha tante potenzialità, è una Sicilia che ha bisogno di tanto riscatto, è una Sicilia che è perla del Mediterraneo. Io dal 3 ottobre sono il presidente della Commissione Politica di Medio del Parlamento Europeo e noto sempre di più quanto centrale è quest'isola bellissima, piena di storia, di cultura, di passione, di tantissima brava gente. Bisogna fare squadra per volere una Sicilia più bella, più inclusiva, più forte, più trasparente. Per colpa di una sparuta rappresentanza veniamo etichettati tutti in un modo, non fa rabbia. L'etichettatura a volte serve a fermare le idee. E invece proprio chi pensa che le etichettature siano sbagliate, chi pensa che il riscatto viene dalla questione non politica ma morale, io penso che su questa strada si possa fare tanto. Lo stiamo facendo e io continuo a farlo nei ritagli di tempo che ho da legislatore europeo, insieme alla parte più bella di questi 8 anni di grandi sacrifici, di grandi sofferenze, di grandi paure. Ho avuto al fianco loro, questi ragazzi che ho incontrato
incontrato in migliaia fra scuole e università in tutta Italia. Non c'è stata una volta che io sono uscito da un incontro con loro deluso, non lo sarà anche oggi e penso che questa sia la chiave anche per trasformare il dolore in amore. Linea alla regia per la pubblicità. L'Università di Messina lancia un progetto per valorizzare il patrimonio culturale e immateriale siciliano. I colleghi di Messina. L'Università degli Studi di Messina, per il tramite del Dipartimento di Giurisprudenza Salvatore Pugliatti, in collaborazione con l'Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana e ADA Comunicazione, ha avviato il progetto DEA-Med.net, strumenti di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale demo-etnoantropologico mediterraneo. L'iniziativa è un hub multitecnologico e transdisciplinare costituito da 25 organismi di eccellenza tra università, aziende ed enti al fine di valorizzare le risorse culturali per un turismo sostenibile e partecipato dai cittadini. Questo programma, della durata di 12 mesi, mira a sviluppare metodologie innovative per la gestione partecipata delle risorse culturali siciliane, attraverso il coinvolgimento attivo delle comunità locali e degli stakeholder territoriali. Il piano d'azione comprende l'elaborazione di un modello governance collaborativa, unito a un'accurata mappatura delle tradizioni locali. Al centro dell'iniziativa si colloca una piattaforma digitale integrata per il turismo sostenibile, affiancata dalla creazione di una rete territoriale dedicata alla promozione culturale. La piattaforma tecnologica, che a sua volta si innesta nelle azioni del progetto D.SEA.GUAL, valso a fine 2022 per l'ingresso del Dipartimento di Giurisprudenza nella prestigiosa lista dei dipartimenti di eccellenza su tutto il territorio nazionale, fungerà da hub informativo e punto d'incontro tra operatori turistici, enti territoriali e visitatori, con particolare attenzione all'accessibilità e alla sostenibilità delle proposte turistiche. La fase sperimentale si svolgerà in Sicilia con l'obiettivo di estendere successivamente questo modello innovativo ad altre regioni italiane, interessato a una valorizzazione sostenibile del proprio patrimonio culturale immateriale. Il talento di Fabio Concato per un'indimenticabile serata di musica sabato sera al Teatro dello Sport Village. Ce ne parla meglio la collega Margherita Trupiano. Canta, dialoga con il pubblico, scende dal palco e intonando Domenica Bestiale stringe la mano e sorride a quanti al suo passaggio si avvicinano e poi con la sua proverbiale delicatezza racconta storie, esperienze di vita, ride e sorride di se stesso e ancora riferisce della grande delusione per la bocciatura di una sua canzone a Sanremo e la sintesi di una entusiasmante serata che al Teatro dello Sport Village di Enzo Bellavia ha visto esibirsi Fabio Concato nel concerto Altro di me. E invero ha proposto tante canzoni che raccontano, oltre a quelle conosciutissime, un Concato che ripercorre pagine di vita, momenti di scoramento e di esaltazione, attenzione a tematiche diversificate con l'animo e il sentire del poeta, raffinatezze vocali proposte attraverso il suo modo di cantare assolutamente unico ed inconfondibile, che tramite vocalizzi alterna sussurri di canto ad acuti. Mentre tutto questo si fonde con arrangiamenti e note che evidenziano una ricerca musicale che non tralascia incursioni jazz e pop e dove non mancano le note rock. Un mix di sfumature da cogliere momento dopo momento per chi ha un orecchio abituato a distinguere melodie non ovvie ed eleganza nelle sonorità. Fabio Concato poi è entrato in perfetta sintonia con la platea gremita che gli ha rivolto fragorosi applausi e alla quale ha tributato ringraziamenti, evidenziando proprio la capacità di sviluppare un incanto che tramite la musica e le sue canzoni hanno messo in connessione l'artista con gli spettatori. Una gran bella serata che ha riconfermato la capacità di Concato di trasmettere quel modo elegante, ricco di messaggi, di fare musica che rimane singolare, qualitativamente elevato e anche molto raro.
Passiamo ora allo sport, finalmente arriva una vittoria per l'Akragas che in trasferta vince con il Pompei per 2-0. L'approfondimento del collega Lentini. Arriva la prima vittoria esterna per l'Akragas di Favarin, molto meritata per concentrazione, volontà e disposizione tecnico-tattica. La compagine dei Templi, nel momento più critico sotto l'aspetto societario, ha saputo sciorinare la migliore gara esterna del torneo, sollecitata anche dall'esordio positivo di Pusic e sbloccata da un gran gol di Meola con un tiro che non ha lasciato scampo al guardiapalla di casa Rizzuto. Spavalda a centrocampo, l'Akragas ha comandato sin dai primi minuti della gara, mettendo in serie difficoltà la compagine partenopea. La prima vera occasione a biancazzurri al 24esimo, che il portiere di casa devia con qualche difficoltà. L'Akragas insiste in avanti e al 33esimo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, una deviazione fortuita della difesa del Pompei evita il vantaggio ospite. La gara diventa sempre più un monologo tutto akragantino, che vede costantemente la compagine dei Templi cercare insistentemente un vantaggio che avrebbe meritato già nel corso del primo tempo. Nel secondo, infatti, dopo appena 2 minuti, i ragazzi di Favarin sfiorano la rete a conclusione di un'azione ravvicinata. Al 52esimo, ecco finalmente il meritato vantaggio. Meola, sicuramente tra i migliori in campo al Santa Maria la Carità, va veloce in contropiede e dal limite dell'area lascia partire un fentente che si insacca all'incrocio dei pali. Un gran gol per esecuzione e precisione. Il Pompei cerca di reagire, ma la difesa ospite regge molto bene ed è al 65esimo con Dregan si esalta respingendo un tiro ravvicinato di Rondinella. La gara si fa sempre più dura, ma la difesa dell'Akragas, imperniata attorno a Da Silva, regge benissimo. Al 96esimo il raddoppio con il nuovo entrato Lofaso, il quale realizza con grande freddezza e consente di portare a casa 3 punti molto importanti. Se quello visto a Pompei è il vero volto dell'Akragas, la risalita in classifica non sarà un miraggio. Mister, complimenti. Oggi la sua squadra, dopo un primo tempo equilibrato nella ripresa, è entrata in campo con il piglio della squadra che aveva voglia di fare qualcosa di importante e di risalire da una situazione complicata. Sì, diciamo che noi abbiamo poco tempo per cercare di rimontare la classifica. Tutte le partite le dobbiamo fare con questo atteggiamento, con questa intensità, con questa predisposizione al sacrificio da parte di tutti i giocatori che oggi hanno fatto veramente una grande partita, ma diciamo questo è un po' il culmine delle ultime partite. Nelle precedenti non siamo stati bravi, capaci e anche poco fortunati in certi episodi. Oggi siamo stati bravi, secondo me, complessivamente. Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo rischiato il giusto e secondo me il risultato è positivo, oltre che essere giusto. Quanto conta vincere oggi non solo per la classifica, ma soprattutto per la spinta, per l'entusiasmo, per il morale in vista di quella che è una montagna da scalare, però l'Akragas vista oggi ha le carte in regola per continuare. Ma noi ci crediamo, come la società, come l'ambiente stesso, i tifosi che come avete visto ci hanno seguiti, anche abbastanza numerosi, e va fatto veramente un plauso perché insomma hanno fatto una grande trasferta, ci hanno dato un grande supporto. Con i ragazzi è un po' di tempo che lavoriamo su certi principi, su certi concetti. È vero, è una grande scalata da fare, però con questa vittoria acquisiamo un pochino di consapevolezza in più, un pochino di attenzione in più in certe situazioni ci hanno reso la partita indirizzata bene. Su questa traccia dobbiamo continuare a lavorare per cercare di venire fuori da sotto. Direttore, l'Akragas ha disputato un primo tempo di grande battaglia, anche di sofferenza nei momenti giusti, poi nel secondo tempo è entrato in campo con il piglio di chi vuole risollevarsi da una situazione difficile, trovando 2 gol e soprattutto 3 punti pesantissimi in chiave classifica. Sì, hai detto bene, abbiamo fatto un primo tempo con grande sacrificio, pazienza e anche cattiveria quando ce n'è voluta. Parliamo di cattiveria agonistica.
Abbiamo trovato il gol con un gran gol di Meola. Penso che nel primo tempo non abbiamo rischiato nulla. Secondo tempo aspettavamo giustamente il ritorno del Pompei, però diciamo che siamo riusciti a gestire bene la gara, a ripartire bene quando c'era da ripartire. Vabbè, poi al 95esimo abbiamo trovato il gol del 2-0, perché noi dobbiamo ripartire da queste 2 prime gare del girone di ritorno, perché non possiamo stare relegati ultimi in classifica, perché pensiamo che non lo meritiamo. Voglio fare una piccola premessa, voglio ringraziare gli ultra che sono venuti a sostenerci fino a Pompei, sfidando le intemperie del tempo, e ci hanno dato anche loro una grossa mano d'aiuto. Diciamo che da qui riparte il nostro campionato. Ecco, parlavamo di quanto pesino questi 3 punti, ma al di là del mero dato in classifica, dal punto di vista del morale, dal punto di vista dell'entusiasmo, della consapevolezza, quanto è importante vincere oggi? Ma guarda, vincere oggi non conta nulla la classifica, ma come dici tu, per quanto riguarda il morale di questi ragazzi che stanno dando tutto quello che c'è da dare, soprattutto per loro sono 3 punti importantissimi per cercare la risalita. Sono 3 punti che siamo venuti a prendere a Pompei contro una squadra organizzata, costruita bene, che noi sapevamo di venire ad affrontare una squadra quadrata, però forse la nostra voglia di punti è stata superiore anche al Pompei. Torna alla vittoria che mancava dal 10 novembre scorso il Castrum Favara per 1-0 contro la Ciriale, 3 punti importanti per la classifica, l'approfondimento del collega Moscato da Favara. Importante vittoria per il Castrum Favara che al cospetto del pubblico amico dello stadio Burcoleri si impone per 1-0 sulla Ciriale, un'avversaria diretta per la salvezza che in questa occasione, pur disponendo di grandi potenzialità, non è riuscita comunque a fare risultato. Favara che torna alla vittoria dopo oltre 2 mesi, l'ultima era stata il 3 novembre a Pompei, ma che è anche forte di una lunga scia di pareggi e quindi di punti che la collocano saldamente nella parte sinistra della classifica di questo forte e bel girone I del campionato nazionale di Serie D. 3 punti importanti che, come ha detto Capitan Scuffia, valgono il doppio e che si sono concretizzati con una bella prestazione dei ragazzi di Pietro Infantino e con la rete messa a segno allo scadere del primo tempo dall'argentino Varela. Una gara sentita da entrambe le formazioni anche per la presenza di tanti ex e per il particolare amore che mister Infantino ha per la Ciriale, stima ricambiata a grandi note dagli accesi. Una gara che il Castrum Favara ha giocato con decisione, padroneggiando a centrocampo e gestendola con grande esperienza, soprattutto nel secondo tempo, dove ha consentito agli accesi solo un tiro pericoloso, uno spunto offensivo regolato con prodezza da Capitan Scuffia. Ma ecco i commenti raccolti in sala stampa. Innanzitutto è stata una partita combattuta, però devo fare i complimenti alla mia squadra, perché credo che è stata protagonista per tutta la gara, sapendo le difficoltà e la qualità che ha la Ciriale. Però devo solamente fare i complimenti ai miei giocatori, a tutta la rosa, perché abbiamo preparato questa partita sapendo che era da tanto tempo che non vincevamo, però voglio sottolineare che questa squadra sono 14 partite che non perde. Forse qualcuno se l'è dimenticato. Questo campionato è molto equilibrato, fare considerazioni esterne senza sapere, senza conoscere questo campionato è troppo facile, però noi non ci caschiamo, sappiamo, state parlando con una persona che ha i capelli bianchi, sono 21 anni che faccio questo girone, guardate i risultati e vedrete che c'è da sudare ancora tantissime e da fare tanta strada, perché i risultati accorciano ancora la classifica, non ci sono squadre morte e noi dobbiamo prendere questo risultato con grande forza e ci deve dare consapevolezza che abbiamo grandissime qualità che noi sapevamo. Mancava solo questa vittoria che in tante partite meritavamo e non è successo, però credo che
hanno fatto una partita importante contro un avversario difficile. Sono molto contento per questa vittoria. Questo è un lavoro di squadra, quindi questi 3 punti va a tutta la città. Cosa è successo in campo? No, niente, una partita che si sapeva che poteva essere così calda, l'abbiamo preparata bene, quindi adesso pensiamo al mercoledì che vengono una squadra molto forte. Una partita giocata principalmente a centrocampo, poche le occasioni in avanti da ambo le parti. Sì, è stata combattuta e quindi sapevamo che era così da settimana, l'abbiamo preparato bene e sapevamo la qualità dei giocatori della Ciriale, quindi per fortuna anche con il lavoro abbiamo portato questa vittoria. Il gol com'è stato? Il gol adesso sinceramente mi ricordo poco, però un passaggio dentro il campo, è successo un fallo, quindi la palla va lunga, io mi approfitto e lo vedo il portiere che è uscito. Sì, sono 3 punti come se ne valessero 6, comunque alla fine dei conti era uno scontro diretto, loro erano a 18, noi eravamo a 21, quindi abbiamo potuto mettere una distanza buona tra noi e loro. Comunque anche i risultati sono andati anche a nostro favore quest'oggi. Abbiamo fatto una partita come avevamo comunque studiato in settimana, abbiamo fatto il lavoro maschio, perché comunque loro una squadra fisica, una squadra che gioca bene. Siamo contenti di aver portato a casa i 3 punti che comunque mancavano da Pompei, quindi parliamo da inizio novembre, e adesso ci godiamo questa serata con la vittoria e poi da domani già siamo di nuovo in campo per preparare la sfida con la Regina mercoledì. Nemmeno il tempo di fare la doccia, e mercoledì le scarpette ancora fumano? No, la doccia non la facciamo. Come siamo torniamo per mercoledì, perché forse la doccia ci può togliere qualche forza e evitiamo. Sappiamo che abbiamo una settimana importante, ora abbiamo questa partita che loro lo sanno, i ragazzi, ci può dare punti. Sono partite storiche, sono partite che ti danno grande visibilità, ti possono aprire altro palcoscenico per loro, perché saranno attenzionate, una partita singola di tutto il girone, e noi ci prepareremo. Ora domani mattina facciamo l'allenamento, stiamo assieme fino a mercoledì e poi affronteremo questa super corazzata che è la Regina, però sempre con le nostre armi, con la nostra umiltà, con la nostra consapevolezza che anche noi abbiamo della qualità e forza. Ma questa sera comunque un brindisi per i 3 punti ci sta? Sì, è una vittoria per me strana, perché quando perde la Ciriale per me è qualcosa di diverso, però sono molto contento non per me ma per i miei ragazzi che meritano questa soddisfazione. Sì, ora pensiamo alla Regina, è un'altra partita importante, siamo sempre lì, ogni partita diventa importante, specialmente dentro casa. Abbiamo necessità di fare punti e quindi cercheremo di non regalare a nessuno, almeno speriamo. Lo hai detto tu anche fin dall'inizio, non c'è niente di scontato in questo girone di Serie D. No, di scontato ci saranno solamente i 42 punti che riusciranno le squadre ad avere per salvarsi, e poi credo che chi non ce la farà i play-out oppure andrà in eccellenza. Questa asticella tu l'hai fissata a 42 punti, puoi fissare anche il tempo nel raggiungerla? No, mi interessa arrivarci anche all'ultima giornata, l'importante è che ci sappiamo. E vediamo ora una panoramica dei risultati della domenica calcistica relativi al campionato di Serie D Eccellenza e Promozione. Ce ne parla il collega Carmelo Lentini. Il risultato dell'Agregas lancia un importante messaggio al campionato di Serie D Girone I. Con i 3 punti guadagnati sul campo del Pompei, la compagine dei Temple accorcia le distanze dalla penultima, portandosi a soli 2 punti dal Sant'Agata. Prodezza esterna anche per il Licata, che passa sul difficile campo dell'Ocri, cui risponde bene il Castrum Favara, prossimo avversario dell'Agregas, e che torna a vincere per 1-0. Ricordiamo che la partita con l'Agregas sarà giocata senza i tifosi i gialloblu per disposizione prefettizia. Torna a vincere anche la Nissa a son di reti con il Paternò, mentre San Cataldese ed Enna si spartiscono la posta in palio.
Per quanto riguarda invece il campionato di eccellenza Girone A, continua a distanza il duello in vetta alla classifica tra Athletic Club Palermo e Città di Gela. Entrambe hanno vinto, la prima per 2-0 con il Castelbuono, la seconda invece 0-4 sul campo di Cefalù con il Lascari, e così mantengono una distanza tra di loro di appena 2 punti. Malgrado la sconfitta, lo Sciacca per 1-0 a Castellammare si ritrova sempre in terza posizione, inseguita a 3 punti dal Don Carlo Misilmeri. Infine nel campionato di promozione Girone C, l'impresa del Camarat che spugna il campo del Giare per 0-2 con le reti di Velardi e Serio, e lo scavalca in classifica generale guadagnando la vetta. Una gara perfetta che ha stordito la compagine etnea ridimensionandone le velleità. Nuova sconfitta per l'Aragona che soccombe sul campo del Belpasso per 3-1 e mette in pericolo la terza posizione. Bella vittoria interna del Casteltemini che supera l'Ostico riposto per 4-2, mentre il Gemini pareggia tra le mura amiche per 2-2 con il Santa Venerina. E questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 per digitale terrestre, per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 e alle 20 con replica la mattina alle 9. I nostri servizi inoltre si possono visionare sul canale YouTube di Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.